Maschi e bresciani alle prese con le loro debolezze culturali e non solo. Bentrovati a questo nuovo appuntamento di Amici Amici. Allora, anche oggi saremo in provincia. Brescia gioca la carta di Ponte di Legno, località glamour dell'Alta Valle Camonica, frequentata sia in estate che in inverno. E questa località lacustre bergamasca che vedete sotto è Lovere, uno dei borghi più belli d'Italia, che la scrittrice inglese Mary Wortley definì il luogo più romantico che abbia mai visto in vita mia. Vediamo. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Accanto alla celebre fontana del Contarini qui a Piazza Vecchia in città alta di Bergamo con il signor Nino Gandini. Possiamo dire la sua età subito, signor Nino? 93 anni. 93 anni a spasso alla grande, bravo. Però con i bastoncini perché mi hanno detto che se mi rompo sono guai. Signor Nino, lei è un ex chimico, vero? Certo. E ha lavorato anche a Brescia? No, ho lavorato a Rezzato per 2 anni durante la costruzione della cementeria di Rezzato che ancora funziona ed era una produzione molto particolare perché si fa cemento bianco. Quindi bresciani, quando passate lì a due passi, quando attraversate Rezzato a Cementi, vi ricordate che c'è stato un po' un zampino bergamasco, esatto. Gandini, ma ok, a parte questo. Sente, vai a legami con Brescia, cioè con Bergamo, Brescia, secondo lei c'è questa rivalità in qualche modo? Come c'è sempre stata. Sembra addirittura che ci sia una antica canzone medioevale in cui i bresciani insolentivano i bergamaschi, ma parliamo, non l'ho fatta io, un'amica storica mi ha raccontato questo, ma con Brescia questa stupida rivalità era tanto sistematica che i miei figli che hanno fatto le scuole qui, non i miei figli, i bambini di Bergamo non andavano in gita scolastica a Brescia. Questo non la sapevamo, veramente. Cioè, i maestri, gli insegnanti non organizzavano la gita. No, le gite si facevano dappertutto, salvo che a Brescia, perché Brescia, ecco, e invece Brescia hanno scoperto dopo che era la più grande città romana dopo Roma. E lei conosce, così da questa fotografia, da questa immagine, questa località in provincia di Brescia in Alta Valle Camonica, abbastanza famosa. Vabbè, l'aiuta a 2 passi dal Tonale. Non è è la Alta Valle Camonica. Alta Valle Camonica è verso il Tonale. Sì, poco prima. Quindi siamo nelle zone dei graffiti rupestri. Sì, un po' più su, Ponte di Legno. Ponte di Legno, ecco. Vabbè, l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo salutata, incontrata molto volentieri. Siamo tornati a Brescia in piazza Tebaldo Brusato in compagnia di Mattia e di Sara. Oh, voi siete bresciani? Esatto. Sì. Avete amici bergamaschi, conoscete parenti, amici, qualcuno? Io ho le cugine bergamasche. Le cugine bergamasche. E che dicono le cugine bergamasche dei bresciani? Ha detto purtroppo, che si senta, ripetilo. Mi tocca, purtroppo sì, ho le cugine bergamasche. E perché purtroppo? Perché sai che c'è la cosa Brescia-Bergamo. Poi in realtà io voglio bene a loro, però. Anche loro vorranno bene a te. Sì, dai. Sì. Cosa dicono dei bresciani? Ma in realtà ci vogliono bene. E vi faccio vedere questa immagine che è una località bergamasca. Vedete che davanti c'è il lago, quindi è il lago di... E questo è Lovere. Vabbè, potrebbe... Siamo vicini. Ok. E il lago di Isè è più bello dalla parte bresciana o bergamasca? Dalla parte bergamasca forse. Hai sentito che ha detto? Attenzione. Attenzione. La tagliamo. La tagliamo. Vabbè, dai, insomma è così. E il calcio? Voi seguite il calcio? Niente. Zero, quindi insomma l'Atalanta è più forte. È più forte, Così dico. Per uno che non sa niente, quello che mi arriva è che l'Atalanta sia più forte del Brescia. Quindi lasciamo perdere, non buttiamolo sul calcio. Meglio di no. Vabbè, dai, sarà una buona occasione questa della capitale della cultura, no? Che dite? Speriamo, sì, è una bella cosa. Ecco, almeno quest'anno non litighiamo con i bergamaschi, mi raccomando, vogliamoci bene. Li salutiamo anche, se lo meritano un saluto. Ciao bergamaschi, ciao cugini. Le cugine. Le cugine, ciao Giulia, ciao Ale. Alla prossima, grazie, ciao. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei.